Due certificati medici del paziente Giancarlo Galan emessi dall'unità operativa composta di medicina interna e direzione sanitaria dell'USL di Est sono stati acquisiti nella mattinata di oggi dalla Guardia di Finanza. Il primo ha una prognosi di 45 giorni, il secondo, con data 22 luglio, ad appena 3 giorni di distanza dal primo, dice che Galan può continuare con le cure a domicilio, un verbale di dimissioni. Carte che a 12 ore dall'arresto del deputato forzista la procura veneziana vuole analizzare con attenzione per capire cosa sia successo in quelle ore. Il paradosso era che mentre si discuteva sulla eventualità di un rinvio per impossibilità assoluta di presenziare dell'onorevole, l'ospedale lo aveva già dimesso. Per questa ragione i finanziari hanno chiesto copia delle carte all'ULSS. Del resto, ha spiegato il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, questa mattina a Radio Radicale, la Camera ha tentato fino all'ultimo di rinviare la votazione, nonostante l'ex governatore del Veneto avesse già in mano un certificato di dimissioni. Una lettera di dimissioni che dopo è stata ovviamente acquisita agli atti e in cui da cui emerge una patologia perfettamente compatibile con la possibilità di un trasporto in Parlamento per difendersi. Le fotografie del diretto interessato con un piccolo gesso hanno fatto il giro d'Italia. Galan ha passato la sua prima notte in cella, una camera di pernottamento è il termine tecnico con cui vengono identificate le stanze che si trovano dentro la clinica del carcere di massima sicurezza di Opera a Milano. Per l'ex governatore è stata una notte serena, è l'unica informazione che filtra dalla struttura. L'epilogo di una giornata che, nonostante fosse cominciata con le dimissioni, o forse proprio per questa ragione, si è rivelata la più lunga che il deputato forzista abbia mai vissuto. Sono le 20:17 quando il provvedimento viene firmato, meno di un'ora e mezza dopo l'ambulanza della Croce Verde di Padova varca il cancello di Villa Rodella. Sul sedile riservato all'infermiere siede una guardia carceraria, dietro sulla barella Giancarlo Galan, a scortarla una pattuglia della polizia penitenziaria. Direzione carcere di Opera in attesa che venga fissato l'interrogatorio di garanzia e Galan possa raccontare la sua verità ai magistrati.